La società informa i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco, che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro o fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invitano, pertanto, gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Appassionati di futsal, buon pomeriggio ad Antonio Iozzo. Questo è il Palalavinium, questa è Fortitudo Pomezia, Feldi Eboli, sfida valida per il 24esimo turno della Serie A Quinto.
Ultima giornata prima dell'attesissima Final 8 di Coppa Italia, Final 8 che vedrà tra le protagoniste anche la Feldi Eboli, che darà il via alla manifestazione nel derby campano contro il Napoli. Si salutano le due squadre in mezzo al campo, noi andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori e i quintetti di partenza. Fortitudo Pomezia con Moliterno tra i pali, in mezzo al campo Matteus, Michelangelo, Tiaghigno e Binzaru. A disposizione di Stefano Esposito anche Raubo, Gattarelli, Cista, Lusnig, Lara, Dudu e Bonci. Fuori per infortunio Bueno e Gelvé. Risponde la Feldi Eboli con Dalcin tra i pali, in mezzo al campo Selusio, Mateus e Ciavarria e Ghi. A disposizione di Luciano Antonelli anche Caponigro, Lavrendi, Calderolli, Braga, Tiago Lemos, Felippigno e Ielmi. Fuori per infortunio Venanzio. A dirigere l'incontro Luca Di Battista della sezione di Avezzano e Alberto Onesti della sezione di Pescara. Al cronometro ci sarà Marco Moro di Latina. Foto di rito per la Fortitudo Pomezia, che si affida ai suoi tifosi, al suo fortino, per cercare punti salvezza. Dall'altra parte una delle big del futsal italiano, quella Feldi Eboli, che vuole riprendersi il secondo posto e sfruttare il turno di riposo della meta Catania per portarsi a -3 dalla vetta. Si dispone per la foto anche la squadra di Antonelli, che nei due precedenti stagionali ha dominato i match contro la Fortitudo, 5-1 all'andata in campionato e 5-0 in Coppa Divisione il 24 febbraio nella gara degli ottavi di finale. Ci siamo quasi, tutto pronto qui al Pala Lavinium. Ghi si va a prendere il pallone, sarà lui a dare il via a questo match. Il toro sul pallone nel cerchio di centrocampo, uno dei giocatori più importanti della Feldi, super protagonista nel trionfo in Supercoppa al Palasele. Vittoria contro il Napoli in semifinale, vittoria contro la Meta Catania nella finalissima e trofeo già in tasca per le Volpi. Primo piano sul pallone del match, già posizionato sul dischetto del centrocampo. Adesso è davvero tutto pronto al Pala Lavinium, segno della croce per il direttore di gara, fischietto in bocca, si parte. Ghi all'indietro per Echavarria, il 15 fa girare il pallone spinto da Tiaghigno e allora arriva immediatamente il fischio del direttore di gara. Primo fallo dopo 6 secondi, già battuto dalla Feldi. Ghi spalla alla porta, aggressiva la Fortitudo. Dalcin pronto al lancio effettuato, testa di Tiaghigno, pallone in fallo laterale. E allora rimessa per le Volpi, 45 punti in classifica per la Feldi, 3 vittorie di fila in campionato. Adesso il mancino di Mateus, prima conclusione del match, nessun problema per Moliterno. E allora prova la Fortitudo a imbastire un'azione offensiva, questa volta è la Feldi a essere aggressiva. Matteus, Michelangelo di prima, pallone interessante a cercare il giovanissimo Binzaru, che sta trovando tanto spazio nelle ultime settimane anche nel quintetto di partenza. Per lui il primo gol in Serie A è arrivato nel successo contro la CDM. Ragazzo giovanissimo Lorenzo Binzaru, oggi ha trovato la fiducia di Stefano Esposito, diventato allenatore dopo l'addio di Ceppi. Intanto la Feldi prova con Echavarria, pallone fuori. E allora rimessa dal fondo con le mani per Moliterno. Il capitano lungo, Dalcin respinge, pallone buono ancora per Moliterno. E allora altro lancio, altra chiamata, questa volta con la presa da parte di Dalcin. Entrambi i portieri sono i capitani di queste due squadre. Michelangelo, Matteus con il destro murato da Ghi. E allora prova a rispondere la Fortitudo dopo un avvio aggressivo della Feldi. Adesso è la squadra di casa a cercare gloria.
Matteus in mezzo, pallone sotto le gambe di Dalcin, finisce in rete, ma ovviamente non è gol perché non c'è stata nessuna deviazione. Matteus di testa, Michelangelo a lottare, a cercare Binzaru, controlla Selusio che usa il fisico, Binzaru termina a terra, non c'è nulla, ci sarà il possesso delle Volpi. Ci sono anche le proteste di Michelangelo che si lamenta con il direttore di gara. Tamburi al Palalavinium, solito clima infernale qui a Pomezia, dove la Fortitudo ha conquistato 22 dei 23 punti in classifica. Selusio, Dalcin, Selusio nel cerchio di centrocampo, torna da Dalcin sulla sinistra, Dalcin, pallone impossibile per Echavarria e allora andrà Moliterno con le mani. Michelangelo, Tiaghigno, profondità Binzaru, controllo scarico, Matteus, alto il pressing della Feldi, c'è il fallo di Echavarria e allora parità anche per quanto riguarda le scorrettezze commesse in questi primi 2 minuti. Un fallo a testa, calcio di punizione per la Fortitudo. Moliterno pronto al lancio effettuato, Selusio in anticipo su Binzaru, ancora Selusio a portare il pallone, a cercare Echavarria, pallone troppo lungo, cambi per il Pomezia, entra Raubo che si va a prendere il peso offensivo, cercato immediatamente da Michelangelo, difende il pallone Raubo. Michelangelo, miglior marcatore della Fortitudo con 9 gol in campionato. Eccolo il 14, Matteus, malinteso con Tiaghigno e allora pressione efficace dell'Eboli che si prende il fallo laterale che verrà battuto da Echavarria. Selusio, controllo con la suola, profondità, Ghi, spalla alla porta, si gira, poi scarica l'indietro, Echavarria. Ancora più indietro per Dalcin che guadagna metri, avanza il numero 3, Ghi per Matteus, pallone comodo per Moliterno. Michelangelo, grande aggressività in mezzo al campo, poche emozioni in questi primi 3 minuti, adesso recupera la Feldi, attenzione a Ghi, giocata destro, palla fuori di poco, forse deviata, è così, calcio d'angolo. Dicevamo poche emozioni, ci ha pensato Ghi a prendersi i riflettori con questa giocata, questo destro, c'è stata la deviazione, ci sarà il calcio d'angolo, primo squillo del Toro. Selusio pronto, per questo calcio d'angolo. Selusio forte in mezzo, altra deviazione, altro calcio d'angolo, attacca la squadra di Antonelli, panchina Doro, il tecnico argentino. Selusio scucchiaia, Ghi al volo e poi Selusio in tribuna tra i tifosi della Fortitudo che adesso respira grazie a questo fallo laterale. Michelangelo, Matteus con l'esterno Lusnig, l'argentino per Matteus, profondità Raubo, contenuto da Calderolli. Tanti cambi adesso da una parte e dall'altra per mantenere alto il ritmo, l'aggressività in mezzo al campo, per non far respirare la formazione avversaria. Partita importante da una parte e dall'altra per motivi molto diversi. Calderolli, ancora il numero 11 Thiago Lemos, male e allora rimessa laterale per i padroni di casa che qui al Palalavinium hanno vinto le ultime 3 gare, 4-3 contro il Capurso, 4-1 contro la CDM e 3-0 contro la Sandro Abate. Disastroso invece il rendimento esterno, con un solo punto arrivato il 24 ottobre sul campo della CDM, 1-1 con il gol di Raubo.
ma torniamo in cronaca per seguire Matteus che prova, cerca spazio, buona giocata, poi Raubo non controlla e Felipigno riparte. Thiago Lemos aggredito da Dudu che chiede il fallo laterale, non viene accontentato dal direttore di gara. Allora possesso per le Volpi che, come detto, saranno protagoniste nella Final 8 di Coppa Italia ad Ancona. Apriranno loro la kermesse che metterà in palio la coccarda tricolore. Primo match mercoledì, Feldi-Napoli. Seguiamo adesso la squadra di Antonelli, il recupero di Dudu che va da Lusnig, pallone lungo e allora sfuma una chance importante per i padroni di casa con la Feldi che era un po' sbilanciata. Qui poteva fare molto di più la squadra di Esposito che invece ha gestito male il possesso, e allora occhio alla Feldi con Dalcin, Calderolli a tanto campo, Calderolli, pallone in mezzo molto interessante, si salva la Fortitudo che qui ha rischiato tanto. Ancora Feldi con Dalcin che avanza, supera il centrocampo, tocco per Calderolli, si torna da Dalcin, Caspazio prepara il destro, pallone sul secondo palo, non arriva nessuno, rimessa dal fondo. 4:18 sul cronometro del primo tempo, 0-0 al Pala Lavinium in questa 24esima giornata, la nona di ritorno. Ha fatto qualcosa in più la Feldi, ma poche emozioni, merito anche dell'aggressività di entrambe le squadre in mezzo al campo. Lusnig con l'esterno all'indietro, Raubo nella sua area di rigore, va da Dudu, pallone però che oltrepassa il perimetro di campo. E allora possesso Feldi, rimessa laterale in zona offensiva per la squadra di Antonelli che vuole riprendersi il secondo posto e scavalcare la L84 che ha giocato giovedì. Intanto ripartenza Fortitudo con Michelangelo calcia, Dalcin mette in corner. Rivediamo l'accelerazione e poi il mancino del numero 14 con la parata del capitano ospite. Calcio d'angolo per i padroni di casa che stanno cercando di fare male in contropiede. Adesso la testa di Braga che mette in fallo laterale, anticipando il possibile tentativo al volo da parte di Michelangelo. Pericolo numero 1, 9 gol in campionato, miglior marcatore della Fortitudo. Eccolo il 14, destro-sinistro e deviazione. Ancora Fortitudo che prova a sfruttare il momento e mettere paura alla Feldi Eboli. Dudu sul punto di battuta, pronto il 30 per questo fallo laterale. Lara al volo, palla fuori di poco, bel tentativo del 27. Dalcin ha già rimesso in gioco il pallone. Calderolli, Felipigno, Lemos all'indietro, Calderolli, Braga spalla alla porta, è tornato a stagione in corso Braga dopo una prima parte giocata con la L84. Si gira Braga, mette in mezzo sul secondo palo, non arriva Lemos. Dicevamo di Braga, 12 gol in campionato, 8 nel girone di andata con la L84, poi 4 da quando è tornato a vestire la casacca delle Volpi. Lusnig rischia, aggredito, trova il tocco di Lemos, si prende il fallo laterale. 5:19 sul cronometro, parità assoluta nel punteggio, 0-0 nei falli, 1-1, equilibrio al Pala Lavinium. Michelangelo, Dudu sulla destra, prova il 30, Michelangelo, di nuovo Dudu con calma la Fortitudo che adesso va da Lara, lancio lungo, Michelangelo, controllo difettoso, allora Calderolli si gira e punta la difesa avversaria, è troppo isolato, regala il pallone a Lusnig, poi Dudu, Michelangelo, di nuovo Dudu, aggredito da Braga, se ne va Dudu che chiede il fallo. Il richiamo del direttore di gara che estrae anche il giallo, il primo del match, e allora esce dai pali Moliterno per protestare. Rivediamo la situazione di gioco con il contrasto tra Dudu e Braga. Ha protestato il 30 di Esposito e si è preso il giallo, il primo del match. Rimessa laterale con Echavarria.
autore di una tripletta nel 5-0 maturato agli ottavi di Coppa Divisione. Parte il 15, cercato, se ne va Echavarria, Moliterno esce e salva la Fortitudo. Selusio, cambio di lato, pallone per la Fortitudo con Dudu che va da Michelangelo, lancia a cercare Tiaghigno, pallone che passa, Tiaghigno incrocia, Dalcin attento, dice di no con un grande riflesso. Rivediamo il lancio di Michelangelo, il destro a incrociare, Dalcin fa vedere le sue qualità. Portiere goleador Dalcin, 4 gol in campionato, 2 per Moliterno, entrambi con la fascia al braccio, simboli di queste squadre. Michelangelo, ancora Dalcin, poi il pallone in avanti per Caponigro, incrocia anche lui, Moliterno risponde così con il piede. Ci provano le due squadre, primo piano più che meritato per Michelangelo. Rimessa Feldi, tocco all'indietro, Dalcin nel cerchio di centrocampo, in avanti Michelangelo, poi Tiaghigno, riparte lui, prova Tiaghigno, fermato da Caponigro, incredulo il numero 7, calcio di punizione per la Fortitudo. Arriva il secondo fallo della Feldi. Matteus batte senza però il permesso del direttore di gara che dice fischio io. Matteus ne ha 2 addosso, pallone che passa ma è comodo per la Feldi che riparte. Lavrendi prova il numero 8 sbilanciato da Michelangelo e allora altro fischio al direttore di gara. 2-2 i falli. Echavarria, Lavrendi, Echavarria, Dalcin con i piedi in avanti, pallone lungo per Echavarria, buono però per Caponigro che viene contenuto da Matteus. Altre proteste della Fortitudo e altro giallo, questa volta a Moliterno. 2 gialli entrambi per proteste, prima Dudu, adesso Moliterno. Deve mantenere la calma la squadra di Stefano Esposito perché 2 gialli per proteste francamente sono un po' troppi per una squadra che ha bisogno di fare risultato oggi. Al momento la Fortitudo giocherebbe il play out contro la Kame, situazione complicata per il club del patron Bizzaia, regolarmente in tribuna. Stagione complicata con l'esonero di David Ceppi dopo la sconfitta del Palamalfatti nel derby laziale contro la Roma. Dudu con il petto si gira circondato, ottimo lavoro. Michelangelo senza paura. Matteus sulla destra, Tiaghigno, Matteus aggredito, la tiene e poi va da Dudu. Raddoppiato, si prende il fallo laterale, buon lavoro del 30 sulla solita pressione della Feldi Eboli. Matteus spalla alla porta, tocco per Tiaghigno che può puntare 1 contro 1, Tiaghigno, mancino, contenuto, poi la girata di Dudu. Rivediamo tutto, Dudu ha cercato il grande gol, ha trovato il riflesso di Dalcin, si resta sullo 0-0, calcio d'angolo, pallone in mezzo, nuova deviazione, nuovo calcio d'angolo. Michelangelo la piazza, pallone fuori, bella però l'esecuzione del 14. È una Fortitudo propositiva, occasioni da una parte e dall'altra, 0-0 però. Pallone in mezzo, presa sicura di Moliterno che dice calma. Michelangelo, controllo, poi spunto, Michelangelo, grande giocata. Matteus, Dudu, vuole ragionare, Dudu punta, Dudu finta il destro, ancora il 30. In avanti sempre Dudu
che questa volta ricomincia saggiamente da Moliterno, pronto al lancio, effettuato, la chiama Dalcin, pallone buono per Tiaghigno che calcia alto da ottima posizione, sprecando una buona chance, l'ennesima per un'ottima Fortitudo. 8 minuti esatti sul cronometro del primo tempo, 0-0, ma non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra. Adesso il lancio lungo di Dalcin, non è contento Caponigro, sarà rimessa laterale per la squadra di casa, reduce dalla sconfitta beffa contro il Cosenza sulla Sirena. Lottano Lusnig e Selusio, pallone che esce, arriva un altro giallo, ancora proteste sulla panchina della Fortitudo Pomezia. Gioco che riprenderà con un calcio d'angolo, andrà Tiaghigno. Pronto il 10, deve fischiare il direttore di gara, anzi no, tutto buono, tutto buono, tutto buono. Protesta la Feldi, qualche dubbio onestamente. Buono il gol di Matteus. Ci sarà da discutere, ci sarà tanto da discutere. Sembrava essere arrivato un fischio del direttore di gara a interrompere tutto. I dubbi rimangono onestamente. Gol regolare, ma restano le proteste della Feldi, perché francamente abbiamo sentito un fischio che sembrava aver interrotto il gioco. Matteus allora per l'1-0 della Fortitudo. Episodio da rivedere, ma intanto cambia il punteggio al Palalavinium. Seguiamo Ghi che prova a rispondere immediatamente, pallone sul fondo. E allora si è sbloccato il match qui a Pomezia con il gol di Matteus sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Intanto Calderolli, anticipo secco, Calderolli va sulla destra, poi pallone in mezzo, respinto in fallo laterale. Matteus, tocco e scambio con Lemos, poi il mancino, la risposta di Moliterno che poi si lamenta con i compagni, sarà calcio d'angolo. Rivediamo lo scambio e poi il mancino velenoso da parte di Matteus. Calcio d'angolo con Lemos, ex del match, che mette in mezzo, pallone recuperato, rischia Lusnig, poi la girata di Calderolli, nuovo calcio d'angolo, sempre Lemos sul punto di battuta, lui che ha conquistato la Serie A con la Fortitudo, stagione memorabile con il double campionato Coppa. Adesso Ghi, murato il suo tentativo, poi il Toro ricomincia da Dalcin che va in profondità, il petto di Michelangelo che non riesce a controllare, altrimenti avrebbe fatto ripartire la Fortitudo con la Feldi sbilanciata. Sarà invece rimessa per le Volpi, sotto di un gol, quello di Matteus pochi istanti fa. Ci avviciniamo intanto alla metà del primo tempo, Calderolli a gestire, Thiago Lemos sulla destra, di nuovo Calderolli, poi Ghi a sinistra. Lancio lungo interessante, esce e colpisce di testa Moliterno che al limite della sua area di rigore non vuole rischiare la presa per non colpire il pallone con le mani fuori dall'area. Attenzione Calderolli davanti a Moliterno, cucchiaio
Non c'è nulla secondo il direttore di gara, c'è la ripartenza con la giocata di Binzaru, la parata di Dalcin e adesso protesta la Fortitudo, ma siamo già dall'altra parte, contatto Binzaru Thiago Lemos, si gioca anche in questo caso. Calderolli, punta Calderolli, deviazione, calcio d'angolo. Velocità, ritmo, capovolgimenti di fronte. Qui rivediamo la giocata di Binzaru e poi il destro con la parata di Dalcin. Possesso Feldi, prima però il time out chiesto da Luciano Antonelli. Gioco che può riprendere, calcio d'angolo con Calderolli sul punto di battuta. Pronto il numero 11, fischia il direttore di gara, Calderolli all'indietro, mancino di Mateus, deviazione, rimessa laterale per la Feldi che resta in attacco a 10:23 dall'intervallo con la Fortitudo avanti, pallone in mezzo, salva Mateus che poi si lamenta con il giovane Binzaru. Ancora Feldi ad attaccare, a cercare il pareggio. Fortitudo avanti grazie a Mateus su calcio d'angolo. Ghi con il destro, Mateus salva, Binzaru riparte. Centralmente Lusnig, poi tocco di Calderolli, rimessa laterale per i padroni di casa con Lusnig sul punto di battuta. Mateus riceve, allarga Michelangelo. Mateus, Michelangelo nel vuoto tra le braccia di Dalcin che dà ritmo, guadagna metri, serve Calderolli, Dalcin, Calderolli ondeggia sulla sinistra, Calderolli aggredito da Binzaru, Calderolli con la sua qualità, poi Mateus, scucchiaia, testa di Mateus, rimessa laterale per la Feldi, da Mateus a Mateus. Possesso Volpi a 9:44 dall'intervallo, superata la metà del primo tempo, un gol a dividere queste due squadre, quello di Mateus con polemiche annesse perché sembra esserci stato un fischio del direttore di gara a interrompere il gioco, l'azione invece è proseguita, Mateus ha sbloccato il match facendo infuriare la panchina della Feldi. Tant'è, vantaggio per i padroni di casa a caccia del quarto successo consecutivo qui tra le mura amiche, ma ovviamente manca una vita e la Feldi non ci sta. Calderolli, Mateus fermato da Michelangelo che adesso parla con Molitierno. Il capitano della Fortitudo consegna il pallone a Mateus, allora gioco che può riprendere Thiago Lemos, mastica la conclusione, poi ricomincia da Dalcin che avanza come abbiamo visto spesso, va da Ghi, il Toro va a destra, Mateus torna da Ghi, Ghi può puntare Mateus, suolata invece per Calderolli, Mateus, Calderolli di prima Thiago Lemos, schema che non riesce, rimessa laterale per la Fortitudo a 9:09 dall'intervallo di un match molto tirato sul filo dell'equilibrio con le due squadre aggressive, cattive
ma anche molto corrette. Binzaru spalla alla porta, sfortunato nel rimpallo, rimessa laterale per la Feldi con Calderolli che ha già servito Tiago Lemos, uno dei due ex del match, l'altro è Gattarelli in panchina ma non disponibile. Daniele Gattarelli che aveva iniziato la stagione con la Feldi, poi il ritorno al Palalavinium con tanti problemi fisici ma sembra sulla via del rientro. Daniele Gattarelli adesso Dalcin con le mani lungo testa di Lara, attento ad anticipare Felipigno, e allora rimessa laterale con Selusio che si va a prendere il pallone. Il 77 va da Felipigno con il mancino, trova il corpo di Michelangelo, calcio d'angolo per la Feldi a 8:32 dall'intervallo. 1-0 Fortitudo in questa nona di ritorno, la 24esima della Serie A Quinto. Attenzione a Felipigno, ancora una deviazione, questa volta il corpo di Lara, ancora Feldi a insistere, Selusio in avanti, Braga spalla alla porta, fermato, allora Lara, difesa del pallone, tentativo di giocata sulla destra, campo finito, possesso Volpi con Caponigro che alza la sfera cercando Braga di testa a spizzare, Moliterno sul soffitto del Palalavinium per non correre rischi, allora rimessa laterale per la squadra di Luciano Antonelli che ha già portato a casa quest'anno la Supercoppa italiana dopo la Coppa Italia vinta lo scorso anno, Coppa Italia che le Volpi difenderanno sempre nelle Marche ad Ancona quest'anno. Lara, finte, poi Lara ricomincia da Michelangelo, perde metri la Fortitudo che però tiene il pallone tra i piedi. Michelangelo con le finte, Braga su di lui, Michelangelo senza fretta, profondità, pallone interessante, ringrazia Lara che però non riesce a gestirlo, fuori Michelangelo, dentro Dudu, cambia Stefano Esposito a 7:38 dall'intervallo con i suoi ragazzi avanti di un gol nel punteggio. 2-2 la situazione dei falli. Rimessa Feldi, apertura per Dalcin che va da Selusio, avanza il 77, supera il centrocampo, allarga sulla destra, Felipigno punta, Felipigno a cercare Braga, pallone che passa e si spegne in fallo laterale. Prima però il time out chiesto dai padroni di casa. Noi ne approfittiamo per ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5, l'unico modo per seguire tutto il calcio a 5 italiano. Terminato anche il secondo time out del primo tempo, dritti fino all'intervallo, 7:26 alla fine di questa prima frazione. Perde un brutto pallone Dudu, Braga deve ricominciare però la Feldi da dietro, addirittura da Selusio che torna da Braga, duello con Dudu, Braga usa il fisico, allarga su Felipigno, le finte, il mancino, deviazione, rimessa laterale per la squadra di Antonelli. Selusio in mezzo, non trova l'impatto vincente Felipigno, un po' dimenticato qui dalla difesa avversaria, se la cava comunque la Fortitudo che adesso gestisce con Tiaghigno che avanza, Dudu
porta il pallone, Matteus per Tiaghigno che non riesce a tenere in campo la sfera, e allora altra rimessa laterale per la Feldi. Sta faticando nelle ultime fasi la Fortitudo Pomezia a creare gioco. Fortitudo Pomezia però avanti nel punteggio 1-0 grazie al gol di Matteus. Il 45esimo in campionato. Fortitudo secondo peggior attacco, peggio della squadra di Esposito ha fatto solo la CDM, fanalino di coda del campionato. Pochi gol, ma oggi al momento uno fondamentale perché sta decidendo il match contro la Feldi. Anticipo di Matteus, Tiaghigno con calma e eleganza. Adesso Lara può puntare sulla sinistra, Lara, il tentativo verso la porta, ci arriva Dalcin con il piede, rivediamo tutto, lo spunto di Lara, la puntata e poi il riflesso di Dalcin a dire di no, a concedere il fallo laterale. Conclusione altissima da parte di Matteus che ha cercato la deviazione al volo. Adesso Felipigno, suolata per Braga, destro, fuori, occasione Feldi. Costruita bene, non ha trovato la porta, però il 13 ex L84 rientrato alla Feldi nella sezione invernale del mercato, lui che alla Feldi aveva già vinto uno scudetto e una Supercoppa. Adesso rimessa laterale per la Fortitudo, Lusnig posiziona il pallone, poi lo lascia a Michelangelo. Passano i 4 secondi e allora controfallo, doppio cambio per Antonelli, tornano sul rettangolo di gioco Echavarria e Matteus. Selusio, la porta, va in avanti, Ghi, difesa del pallone, Ghi fermato, Lara, Dudu, ottimo lavoro, Michelangelo allarga sulla destra, Lusnig può puntare, cerca Dudu centralmente, lo trova, Dudu ragiona, poi punta, va col destro, la mano di Dalcin che si distende ed evita il 2-0. Rivediamo la giocata, la conclusione e la parata, tutto molto bello, si resta sull'1-0 per la Fortitudo. Dudu si è preso il calcio d'angolo, lo va a battere, scucchiaia per Michelangelo, destro al volo, pallone che resta buono, Michelangelo, deviazione di Lavrendi, calcio d'angolo. Doppia chance per Michelangelo, resta in avanti la Fortitudo, 5 primi, 38 secondi alla fine, un gol a separare le due squadre. Dudu, ancora lui a battere, scucchiaia ancora, Michelangelo questa volta con calma, controllo, scarico all'indietro, Molitierno con il lancio, testa di Ghi e Chavarria. Lavrendi di prima, Ghi supera il centrocampo, allarga sulla destra, Matteus torna dal Toro, Ghi costretto a uscire, pallone pigro per Echavarria che rischia sulla pressione di Michelangelo ma porta a casa un buon fallo laterale. Dalcin sale, Lavrendi punta, Lavrendi raddoppiato, il tocco di Dudu in fallo laterale. Lavrendi a segno in entrambi i precedenti stagionali, sia in campionato all'andata sia in Coppa Divisione agli ottavi. Giovane molto interessante Peppe Lavrendi, qualità altissima per lui. Ghi al volo, a proposito di qualità, Lara sulla traiettoria del pallone, poi si stende sul rettangolo di gioco e allora tutto fermo al Palalavinium. Dicevamo di Giuseppe Lavrendi, giocatore molto interessante, classe 2004, talento purissimo per lui. Problemi intanto per Matilara, aiutato da Echavarria. Applaude il pubblico del Palalavinium quando si rialza Lara che poi va verso la panchina. Al suo posto Lorenzo Binzaru. A proposito di giovani, lui classe 2006 in gol contro la CDM, il primo in Serie A. Attenzione adesso, Matteus anticipato da Dudu, Binzaru prova a ripartire, Dudu sulla destra,
si ferma e ragiona, ricomincia da Michelangelo contro Lavrendi, il duello nel cerchio di centrocampo, il tocco di Lavrendi, la rimessa laterale per i padroni di casa a 4:51 dall'intervallo di un match molto intenso e tutto da vivere, con la Fortitudo che qui davanti ai suoi tifosi è davvero un'altra squadra. 23 punti in classifica, 22 conquistati in questo incredibile Fortino. Dalcin e Chavarria aggredito da Lusnig, e Chavarria in difficoltà, e Chavarria ottiene il massimo, il fallo laterale sul tocco del 23 avversario in questo duello sudamericano. Mateus, Lavrendi, Mateus allarga sulla sinistra, Dalcin in avanti nel vuoto, pallone che si spegne sul fondo. Moliterno con le mani lungo a cercare Binzaru, a trovare Mateus, poi Lavrendi controlla, porta a spasso il pallone, Lavrendi con le finte disorienta Lusnig, poi cerca Ghi, trova il tocco avversario e allora rimessa laterale a 250 secondi dall'intervallo. Dalcin con i piedi a sfruttare la sua qualità, pallone per Mateus, mette in mezzo Moliterno, attento Dudu, mentre termina a terra Binzaru, contatto con Lavrendi a pallone lontano, si prosegue, il possesso è sempre della Fortitudo. Michelangelo, Lusnig, Michelangelo aggredito, Dudu in avanti, Binzaru a lottare, arriva Ghi, poi Michelangelo spazza via senza fronzoli, pallone in tribuna. 3:33 all'intervallo, decide Mateus, 1-0 pesantissimo, ma manca ovviamente una vita. Il direttore di gara corregge il punto di battuta di questa rimessa laterale. Mateus, Lavrendi contro Tiaghigno, Lavrendi sbilanciato fallosamente, Lavrendi per Dalcin che avanza, Dalcin e Chavarria, giocata a destro, fuori. Salita a quota 3 falli la Fortitudo. Dudu in avanti, Binzaru suolata l'errore, allora riparte la Feldi, Ghi, apertura, Mateus, Lavrendi la chiama, la riceve, scambia con Echavarria, ancora Lavrendi, ricomincia da Dalcin, meno di 3 minuti all'intervallo, Dalcin, Echavarria può puntare, ricomincia invece da Dalcin che allarga a destra, Ghi ha tanto spazio, cannonata disinnescata da Moliterno, ancora Feldi a premere, sempre con Ghi sulla destra, Ghi va sul mancino, calcia, salva in qualche modo Tiaghigno, chance per la Feldi, rivediamo Ghi che questa volta è andato sul mancino, Moliterno e poi Echavarria non ha trovato la deviazione da 2 passi. Brividi per la Fortitudo che però difende il vantaggio. Tiaghigno, Michelangelo, frenata, pallone per Lara, fermato a terra Calderolli, fallo e giallo, terzo giallo per Lara che dice il primo fallo. 3 ammoniti per la Fortitudo, Dudu, Moliterno e Lara. Questo il primo giallo per fallo di gioco, i primi 2 per proteste. Quarto fallo della Fortitudo, a quota 3 la Feldi, a 2:21 dall'intervallo, Calderolli, Caponigro, Felipigno.
Pallone regalato a Lara che cerca la conclusione, trova il corpo di Felipigno, rimessa laterale per la Fortitudo a 129 secondi dalla sirena che decreterà la fine del primo tempo. Matteus con il destro, pallone in rete, scena già vista, gol ovviamente non valido perché non c'è stata nessuna deviazione. Ci prova spesso Matteus con la potenza, sperando in una deviazione. Calderolli, Dalcin, Calderolli, sempre lui contro Lara, duello, giocata, Calderolli per Braga in area di rigore, Moliterno decisivo. Tiaghigno, la porta suolata, Matteus con l'esterno, Michelangelo, pallone per Lara, molto interessante, Lara, Dalcin su una splendida azione della Fortitudo ha messo una pezza Dalcin. Rivediamo tutto con l'aiuto della nostra regia. Dalcin a evitare il 2-0 di Lara, che avrebbe coronato un'azione molto bella da parte dei ragazzi di Stefano Esposito. Michelangelo, Matteus aggredito da Caponigro, pallone per Michelangelo, Lara, controllo, Lara, difesa del pallone, ottimo lavoro dell'argentino che ricomincia dietro, Michelangelo, Matteus, rischia Michelangelo che poi si ritrova il pallone tra i piedi, chiede aiuto a Moliterno, rischia anche lui ma ottiene il massimo, vale a dire la rimessa dal fondo a 76 secondi dall'intervallo. Con le mani il 22 Michelangelo, Tiaghigno, profondità, pallone che passa e arriva dalle parti di Dalcin che ha già superato il centrocampo. Dalcin rischia sulla pressione di Tiaghigno, si prende il fallo laterale, 62 secondi, anzi 61 secondi all'intervallo. Ultime emozioni del primo tempo. Profondità, Braga contro Matteus, gran duello, vinto questa volta dal 26 di Esposito. Dudu, Tiaghigno, siamo entrati ovviamente nell'ultimo minuto. Tiaghigno sulla destra, contenuto da Felipigno, 43 secondi all'intervallo. Decide il gol di Matteus, che adesso riceve da Tiaghigno, va profondo da Dudu che si gira e punta, Dudu spunto, campo finito. E allora rimessa laterale per le Volpi con Calderolli che va a servire Felipigno. Senza fretta la Feldi, Calderolli, 30 secondi alla fine, Felipigno, apertura sulla sinistra, c'è spazio per Dalcin che va a lungo con i pugni Moliterno che poi si scontra con un compagno a terra tutte e due. Si tratta di Lusnig che è quello che ha avuto la peggio, nulla di grave invece per Moliterno, qui uscito a valanga. Ancora a terra Lusnig, Moliterno ha preso tutto. 20 secondi alla fine, prima però da verificare le condizioni di Lusnig. Dopo questo contatto con Moliterno rivediamo l'impatto tra i due giocatori della Fortitudo. A terra il 23 argentino di Stefano Esposito. Dolorante Lusnig, si avvicina anche Matteus che lo aiuta a rialzarsi. Stordito l'argentino che adesso si prende anche il 5 di Moliterno. L'applauso del Palalavinium. Si accomoda in panchina Mattias Lusnig, arrivato
a stagione in corso. Michelangelo, Moliterno, Dudu, lancio nel vuoto in tribuna tra i tifosi per non rischiare. 11 secondi all'intervallo, manca il pallone che arriva dal cronometrista. Calderolli in mezzo, deviazione di Matteus che rischia l'autogol. Aveva tentato il tacco Braga, brivido per la Fortitudo Pomezia, calcio d'angolo per la Feldi, 9 secondi alla fine. Calderolli scucchiaia, Felipigno per Braga contro Dudu, Braga in mezzo, la blocca Moliterno che poi fa passare i secondi, rilancia e arriva la sirena. Finisce qui la prima frazione, 1-0 per la Fortitudo, avanti contro la Feldi Eboli qui al Pala Lavinium. Per ora decide il gol di Matteus sugli sviluppi di un calcio d'angolo, come abbiamo rivisto, nonostante le proteste della formazione ospite per un presunto fischio.
Di nuovo in diretta dal Palalavinum, dove tra pochi istanti inizierà il secondo tempo di Pomezia Eboli, avanti padroni di casa 1-0 grazie al contestatissimo gol di Matteus sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Già schierato il quintetto della Feldi, sta rientrando con calma la Fortitudo. Feldi che ripartirà con Dalcin, Selusio, Matteus e Ciavarria e Ghi. Stesso quintetto del primo tempo per quanto riguarda le Volpi. Si dispone anche il quintetto della Fortitudo con Molitierno, Matteus, Michelangelo, Tiaghigno e Binzaru. Anche in questo caso stesso quintetto del primo tempo, quindi i due allenatori ripartono nello stesso modo in cui avevano iniziato questa sfida. Sarà Matteus a dare il via al secondo tempo. Fischietto in bocca, si riparte con Matteus che va da Binzaru, ma arriva un altro pallone in campo e allora tutto da rifare. Pallone consegnato a Binzaru che va da Tiaghigno. Michelangelo litiga per così dire con il direttore di gara. Rimessa a Feldi, chiede scusa il direttore di gara. Pronto Matteus che con grande sportività consegna il pallone alla Fortitudo. Michelangelo lo spazza via così e poi scuote la testa, un po' nervoso il 14 che vive sempre al massimo ogni istante del match. Dalcin, lancio lungo per Matteus, in mezzo Ghi, suonata, conclusione, super parata di Molitierno che si oppone così a Selusio. L'aveva costruita alla grande la Feldi, ci è voluto un miracolo di Molitierno per evitare l'1-1 di Selusio. È partita forte la Feldi che vuole evitare il KO. 6 vittorie e una sconfitta nel girone di ritorno per le Volpi. L'unica sconfitta finora sul campo del Cosenza, 5-3. Sul campo del Cosenza ha perso anche il Pomezia nell'ultimo turno. Sconfitta beffa sulla Sirena e forse oltre. Possesso Feldi, pallone per Ciavarria, debole la conclusione, questa volta tutto facile per Molitierno che poi con le mani va a servire Michelangelo, aggredito da Matteus. Cambio di lato, Tiaghigno, Michelangelo, Matteus, l'uomo che sta decidendo il match. Ghi, anticipo, giocata, apertura e Ciavarria, il pallone passa, poi Michelangelo spazza via. Rivediamo una grande chance ancora per la Feldi, Molitierno e poi Michelangelo ad allontanare. Selusio in avanti, Ghi, difesa del pallone, vuole girarsi il toro, lo fa ma termina a terra. Non c'è nulla per il direttore di gara, ci sarà la rimessa laterale per la squadra di Stefano Esposito. Se n'è andato il primo minuto del secondo tempo, almeno 2 grandi chance per la Feldi, ma la Fortitudo resta avanti 1-0 nel punteggio. Molitierno con i piedi, va a lungo per Binzaru che cerca un controllo complicato, controllo che non riesce, rimessa dal fondo, battuta da Dalcin. Selusio in avanti, Ghi molto attivo in queste prime fasi della ripresa. Ghi alla fine e Ciavarria. Selusio e Ciavarria per Matteus che non controlla. Applaude Stefano Esposito, soddisfatto per la pressione dei suoi ragazzi che conquistano il fallo laterale. Michelangelo in avanti, anticipo di Selusio, ma ancora possesso Fortitudo con Michelangelo che ricomincia da Matteus. Lusnig
ristabilito dopo lo scontro con Moliterno nel primo tempo, nulla di grave per lui. Michelangelo danza sul pallone, Michelangelo scambia con Binzaru, Michelangelo calcia, se la cava la Feldi che poi rischia con il tacco di Selusio che comunque trova Ghi, ancora Selusio, la porta, allarga sulla sinistra e Ciavarria si gira e punta Binzaru e Ciavarria, duello sulla sinistra e Ciavarria si accentra, calcia, palla fuori. Chiede una deviazione il 15, deviazione che secondo il direttore di gara non c'è stata e allora Fortitudo a gestire, recupera la Feldi con un tocco con il braccio di Ghi che accetta la decisione del direttore di gara. Dopo 2 primi e 7 secondi arriva il primo fallo del secondo tempo, battuto adesso da Matteus e il calcio di punizione, poi il lancio nel vuoto di Michelangelo con Dalcin che ha già guadagnato metri e Ciavarria punta e salta Lusnig e Ciavarria si allunga la sfera e allora sarà rimessa dal fondo. Moliterno con le mani il numero 22, Michelangelo, Lusnig, altissima la Feldi a pressare, Dudu spalla alla porta, scarica all'indietro, Matteus, Michelangelo, Dudu, tocco di ritorno, il triangolo non si chiude perché Ciavarria recupera, poi a terra si prosegue, allora Dudu per Michelangelo, la scivolata di Ghi, qui preziosissimo in fase difensiva il Toro, sulla ripartenza dei padroni di casa, primo piano per Michelangelo. Calcio d'angolo, Fortitudo, Dudu scucchiaia, Michelangelo non trova un buon impatto con il pallone, pallone buono però per Moliterno e dunque insiste la Fortitudo con il lancio calibrato male, Dalcin con le mani, lascia a Calderolli che imposta da dietro, Calderolli cerca e trova Braga che si prende un ottimo fallo laterale sulla chiusura di Matteus. Andrà Calderolli per Braga che cerca la precisione, non trova lo specchio, rimessa dal fondo. 3 minuti esatti sul cronometro del secondo tempo, resiste il gol di Matteus su un calcio d'angolo nel primo tempo. Lavrendi, Calderolli con calma di nuovo per Lavrendi, adesso Felipigno, Lavrendi, Felipigno, Calderolli, Lavrendi, recupera Lara, poi il duello con Felipigno, alla fine Dalcin, riparte lui, lancio nel vuoto, Moliterno con le mani per Dudu, cercato e trovato il 30 che poi tocca all'indietro, rimessa per la Feldi, era uscito il pallone sul retropassaggio di Dudu. Felipigno in avanti per Braga, duello con Matteus, sempre aggressivo, sempre efficace, recupera la Fortitudo, poi la chiusura di Lavrendi, ancora Matteus a lottare, poi arriva Lusnig che si prende il fallo laterale. Dudu all'indietro, Matteus, Lusnig rischia, tocca Braga, ancora rimessa laterale per i padroni di casa. 3:50 sul cronometro del secondo tempo, 1-0 Fortitudo sulla Feldi in questa nona di ritorno, turno numero 24 della Serie A, quinto che nella prossima settimana lascerà spazio alla Final 8 di Coppa Italia, secondo anno di fila nelle Marche, quest'anno tutto ad Ancona, lo scorso anno la Serie A si disputò a Iesi. E a vincere fu proprio la Feldi Eboli
di Luciano Antonelli. Feldi adesso sotto qui al Paralavinium. Matteus prepara il destro, trova l'opposizione di Lavrendi, si prende il fallo laterale. Matteus, profondità, pallone tra le braccia di Dalcin che va da Calderolli. Porta palla il numero 11, si va dal 22, Felipigno poi per Lavrendi, di nuovo Felipigno, aggredito, Lavrendi la tiene, Lavrendi con personalità, senza paura, si prende il fallo laterale sul tocco di Lara. Calderolli per Felipigno, duello con Dudu, Felipigno cerca la profondità, Braga, Calderolli, in qualche modo la Feldi, Braga, Felipigno, Calderolli, Braga con il destro, svirgolato. Moliterno lungo con le mani a cercare Dudu, pallone che passa, si spegne sul fondo, allora Dalcin, lungo anche lui per Felipigno, controllo, Felipigno in mezzo, Braga suolata, fischia il direttore di gara, giallo per Lara che era già ammonito, cartellino rosso, cartellino rosso. Momento importante del match, chiede spiegazioni Lara. Ci siamo persi il contatto per seguire lo sviluppo dell'azione, per seguire il pallone. Lara, che era già ammonito, si è preso il secondo giallo e quindi lascia il campo. Superiorità numerica per la Feldi Eboli. Vediamo se la regia riesce ad aiutarci. Mentre Moliterno sistema con cura la barriera. Calcio di punizione con Felipigno sul pallone. C'è l'uomo in più per la Feldi. Felipigno, Calderolli di prima, Echavarria, Calderolli, Felipigno, Matteus in mezzo, Moliterno e poi il pallone sul fondo con il fischio al direttore di gara. Calcio di punizione per i padroni di casa, mentre abbiamo rivisto l'intervento di Lara, punito con il secondo giallo. Spazzolone in campo, bisogna asciugare il rettangolo di gioco. Rivediamo ancora l'intervento di Lara su Felipigno. Lancio lungo, pallone sul fondo, Dalcin per Calderolli, con l'uomo in più la Feldi, a caccia del pareggio. Felipigno, Calderolli, Felipigno, Matteus, Felipigno, Matteus, Felipigno, sempre loro due. Matteus calcia, Matteus si oppone, ancora Feldi, Matteus, Felipigno, Echavarria, Calderolli, Echavarria, Calderolli in area, in mezzo per Felipigno, anticipato da uno strepitoso Michelangelo che poi però viene fermato. Dalcin avanza, Dalcin, Calderolli in mezzo, Moliterno, poi Calderolli, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Feldi. Se n'è andato il primo minuto di superiorità numerica per la squadra di Antonelli dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Lara.
Calderolli avanza e riceve dal Cin, che poi va a destra. Mateus, Felipigno, Mateus, Echavarria, Calderolli, calcia, Moliterno si oppone, giro palla veloce della Feldi, avanza dal Cin, Echavarria, Calderolli, Echavarria, Felipigno, Mateus in mezzo, arriva il pareggio della Feldi con il tocco decisivo di Echavarria. La Feldi sfrutta la superiorità numerica e ristabilisce la parità 1-1 al Palalavinium. Rivediamo la deviazione vincente, equilibrio al Palalavinium. Adesso si torna a 5 contro 5. Moliterno con i piedi, lancio lungo, testa di Selusio, lascia scorrere Michelangelo. Il 5 tra Michelangelo e Mateus. Dudu riceve, la porta il 30, allarga su Tiaghigno, poi Michelangelo. Cambia passo, Michelangelo trova Dudu, Michelangelo in mezzo, poi dal Cin, impresa bassa, dal Cin a cercare Ghi, Dudu in anticipo, in fallo laterale, 13 minuti, 10 secondi da giocare, parità al Palalavinium. Caponigro, Mateus, poi Selusio per Ghi, fermato da Mateus. Tiaghigno, Dudu sulla sinistra, può puntare, le finte del 30 che ondeggia, poi scivola, ancora Dudu, allarga sulla destra, Michelangelo, finta il destro, ancora Michelangelo, altre finte, ancora Michelangelo, contenuto da Caponigro in fallo laterale. Di nuovo in campo Binzaru, fuori Dudu, Tiaghigno sul pallone. Pronto il 10, Tiaghigno all'indietro, Mateus sbatte sul muro ospite, ma si prende il fallo laterale. Sempre Tiaghigno per questa rimessa. Ricomincia da Mateus, in avanti Binzaru, contenuto da Selusio. Pallone sporcato che finisce in fallo laterale. Ghi all'indietro, Selusio riceve, Selusio imposta, tocco per Mateus, di nuovo Selusio, Mateus, lancio preciso per Ghi che controlla, costretto a uscire, tocco per Mateus che calcia ma non trova la porta. Ottimo lavoro del Toro, che riceve i ringraziamenti da parte di Mateus. Bello scambio tra i due, se l'è cavata la Fortitudo che adesso prova da dietro con Michelangelo, frenata esterno, Binzaru, Tiaghigno rischia sulla pressione di Caponigro che mette in fallo laterale. Dudu, Tiaghigno, ancora il duello con Caponigro che recupera, conclusione murata e poi proteste da parte di Tiaghigno. Dal Cin, Selusio in avanti, Ghi sulla sinistra, ricomincia da Selusio che punta a Binzaru, Selusio con il mancino, arginato dal 6 di Stefano Esposito, a terra Michelangelo. E allora bisogna capire le condizioni del 14, non al top della forma, parla con il direttore di gara. Serve l'intervento dello staff medico, problemi per Michelangelo. Rivediamo il gol, anche un pizzico di fortuna per la Feldi, che però ha trovato il pareggio con l'uomo in più sfruttando l'espulsione di Lara. Selusio, controllo di Ghi con il petto, poi il mancino, Moliterno attento.
Rivediamo la parte finale con il mancino e la parata di Moliterno. Pallone per Caponigro, Lusnig si immola, Caponigro può gestire, allarga sulla sinistra, Lemos, ex del match, Selusio, attenzione a Tiaghigno, attento e decisivo Dalcin. Lusnig difende il pallone, duello con Caponigro, gran pallone per Dudu, Dalcin si oppone, grande chance per Dudu sul pallone illuminante di Lusnig. Dudu, Lusnig, Dudu ricomincia da Tiaghigno con eleganza il 10 che poi cerca lo scambio con Lusnig che tocca male, allora riparte la Ferdi, attenzione a Caponigro, bravo Moliterno che si è fatto anche male. Si rialza Moliterno, c'è un giocatore della Feldi invece a terra. Si tratta di Caponigro, gioco fermo con Moliterno che va sportivamente a verificare le condizioni del numero 7 avversario. A proposito di numeri 7, non abbiamo visto Raubo che si è fatto male. Rivediamo intanto l'occasione per Matteus e poi quella per Ghi con la parata di Moliterno. Un po' di highlights di questo secondo tempo. In questo caso l'ultima immagine ci ha mostrato la parata di Dalcin sul destro ravvicinato di Dudu. Si è rialzato Caponigro. Che però lascia il campo al suo posto Braga. Possesso Feldi quando siamo vicinissimi all'ultimo quarto di gara, 10:56 alla fine, 1-1 il punteggio. Calderolli scucchiaia e Ciavarria, bellissima conclusione, alta di poco. La rivediamo l'esecuzione del 15, pallone alto davvero di poco. Adesso è il possesso della Fortitudo con Dudu che rischia, alla fine passa. Poi Matteus a lottare con Calderolli, bravissimo il 26 di Esposito. Dudu per Lusnig, Dudu, sempre lui, a dettare i tempi della squadra. Matteus, Dudu, Lusnig, cambio di lato, pallone buono per la conclusione della Fortitudo con il tentativo del numero 17, ma seguiamo prima la Feldi. E Ciavarria, Dalcin avanza, Dalcin per Calderolli che si gira, trattenuto da Matteus, fallo netto del 26, calcio di punizione inevitabile, mentre segnaliamo l'esordio in Serie A del classe 2006 Metin Kırçista. È stato lui a tentare la conclusione pochi istanti fa, giovanissimo, prima apparizione in Serie A. Calcio di punizione intanto per la Feldi, 2-2 la situazione dei falli, 1-1 il punteggio, equilibrio totale al Pala Lavinium.
Ghi con la rincorsa col destro potente, pallone respinto in fallo laterale. Poi Ghi lascia il campo, al suo posto Echavarria, fuori anche Felipigno, in campo Lemos, servito adesso da Echavarria, tocco all'indietro per Dalcin che va a lungo, Braga in mezzo, Dudu chiude, poi Matteus in fallo laterale. 9:43 alla fine, tutto aperto, tutto in discussione qui al Pala Lavinium. Lemos lascia a Echevarria, pallone in mezzo, allontanato e messo nuovamente in fallo laterale, insiste la Feldi. Lemos all'indietro, Calderolli in avanti, Braga, duello con Matteus che lotta come un leone, Braga alla fine tocca per ultimo. Matteus, giocatore ovunque. Moliterno, Dudu, Michelangelo, Dudu, scambiano i due. Michelangelo sulla sinistra con qualità, poi Tiaghigno a destra, di nuovo il 14, Michelangelo prepara il destro, lo prova, Dalcin in due tempi, blocca il pallone, poi va a lungo a cercare Braga, Michelangelo, Moliterno di prima, molto bene per Dudu. Riparte la Fortitudo, Matteus per Tiaghigno in area di rigore, Matteus calcia, poi Tiaghigno si accontenta del calcio d'angolo. 8:48 alla sirena, alla fine di questo match, che ha ancora tanto da dire. Corner per la Fortitudo, Dudu invitato a sbrigarsi, il 30 risponde manca il pallone e allora gioco fermo al Pala Lavinium. Pallone che arriva adesso dal tavolo del cronometrista, Dudu può battere, Dudu in mezzo, di testa Michelangelo, che chance per la Fortitudo, si è fatta sorprendere la Feldi, conclusione comunque alta e allora il possesso delle Volpi con Calderolli, profondità, Ghi trovato, spalla alla porta, si gira, punta, Ghi con il mancino contenuto da Tiaghigno. Moliterno prova a evitare il calcio d'angolo, non ci riesce, torna avanti la squadra di Antonelli. Calderolli la chiama Echavarria, destro al volo, svirgolato, nessun problema per Moliterno. Rivediamo intanto il tuffo e il colpo di testa di Michelangelo vicino al 2-1. Dudu, Tiaghigno, Dudu, profondità, Lusnig per Tiaghigno, Calderolli, protesta la panchina della Fortitudo, ha lasciato proseguire il direttore di gara. Tiaghigno con qualità, Michelangelo in mezzo, la chiusura di Echavarria, siamo dall'altra parte con Ghi, tocco d'esterno per Calderolli, Calderolli in mezzo, Michelangelo provvidenziale. Ci provano entrambe le squadre che non vogliono accontentarsi del pareggio. Felipigno, deviazione, rimessa laterale. Andrà Calderolli, pronto il numero 11. Calderolli. Trascorsi 4 secondi e allora controfallo. Pallone per la Fortitudo a 7:54 dalla fine, 1-1. Nel primo tempo il gol di Matteus, nel secondo il pareggio di Echavarria con l'uomo in più dopo l'espulsione di Lara. A terra Lusnig, fallo di Calderolli, calcio di punizione per i padroni di casa. Il direttore di gara va a verificare le condizioni di Lusnig, che sta prendendo diversi colpi. Ricordiamo nel primo tempo un duro scontro con Moliterno, per fortuna nulla di grave.
Michelangelo sul punto di battuta, all'indietro per Dudu. Tiaghigno, Michelangelo di prima, Lusnig trovato, controllo difettoso del 23 e allora questa volta il possesso è a favore della Feldi. Recupera però Michelangelo nel traffico con qualità, Tiaghigno calcia, Dalcin in corner, aveva concesso il vantaggio il direttore di gara. Questo è il fallo di Felipigno su Michelangelo e allora vantaggio e poi segnalato il terzo fallo da parte della Feldi. A quota 2 la Fortitudo. 7:31 alla fine. Dudu scucchiaia, Tiaghigno al volo con il mancino, pallone deviato, allora Fortitudo ancora in avanti, la squadra di Stefano Esposito. Michelangelo salva sulla linea Lavrendi, che chance, fallo e giallo, ha ammonito Ghi. Primo giallo per la Feldi, che adesso deve iniziare a fare attenzione, dovrebbe essere il quarto fallo di squadra e infatti è così. Aggiornato il tabellone mentre rivediamo lo splendido destro al volo di Michelangelo, determinante la chiusura di Lavrendi a evitare il vantaggio della Fortitudo. Tornano a farsi sentire i tifosi di Fede Fortitudo. Michelangelo scatenato, Michelangelo profondità, il tacco di Lusnig che colpisce male, nessun problema per Dalcin che va da Lavrendi. È tornato una bolgia il Palalavinum, Felipigno sulla destra, punta 1 contro 1 con Matteus, Felipigno contenuto. Ghi, controllo destro, palla fuori, l'aveva preparata con qualità il Toro, controllo e poi conclusione immediata che però non ha trovato lo specchio. 6:48 alla fine, Michelangelo, Tiaghigno di prima male e allora rimessa laterale per la Feldi. Dalcin recupera il pallone, lo consegna a Lavrendi che pochi istanti fa ha evitato un gol che sembrava già fatto sul destro al volo di Michelangelo. Salvataggio sulla linea del numero 8 Matteus, Selusio, Dalcin di nuovo in campo, due palloni, scena già vista all'inizio del secondo tempo. Pallone consegnato a Dalcin che avanza, guadagna metri, supera il centrocampo, Dalcin in avanti con la deviazione, con la rimessa laterale per le Volpi, reduci da 3 vittorie consecutive in campionato contro Mantova, Meta e Napoli. Selusio per Dalcin nel cerchio di centrocampo, poi a destra per Lavrendi, finta il destro, va con il mancino, ha toccato Ghi e allora rimessa dal fondo. 6 primi, 17 secondi alla fine, parità. Michelangelo porta a spasso il pallone, va da Tiaghigno che salta Lavrendi, Tiaghigno per Matteus, sterzata, imbucata, chiusura di Ghi, allora Matteus, Moliterno, lancio che diventa un tiro, la blocca Dalcin che poi abbandona i pali, Matteus di prima, bene per Selusio che può puntare, Selusio calcia, palo incredibile, dopo la deviazione di Moliterno, ancora Selusio, altra deviazione, calcio d'angolo, rivediamo il mancino di Selusio,
non perfetto Moliterno, che però esulta perché la sua deviazione evita comunque il gol della formazione ospite. Che chance per la Feldi per ribaltare tutto, ma si resta sull'1-1. Calcio d'angolo, chi al volo con la potenza ma senza la precisione, rimessa dal fondo. Prima il time out chiesto da Stefano Esposito. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio 5, l'unico modo per seguire tutto il grande futsal italiano. Le parole dei due allenatori, indicazioni importantissime in questo finale di gara. 5:42 da giocare, 1-1 il punteggio al Pala Lavinium tra Pomezia e Feldi. Michelangelo aggredito, suolata per Dudu. Michelangelo, Matteus, tocca a Matteus, anzi no, l'ultimo tocco è di Matteus, quindi rimessa a Feldi. Battuta, Calderolli, Matteus e Ciavarria. Matteus all'indietro, Dalcin con i piedi, avanza Dalcin, alza il pallone, bloccato da Moliterno che poi cerca la porta. Si lamenta Dudu che voleva un pallone per cercare la rete con Dalcin fuori dai pali. Ha cercato la soluzione personale invece Moliterno, nulla di fatto. Possesso Feldi, Caponigro, Calderolli, 5 al termine. E Ciavarria aggredito da Dudu, torna da Calderolli, aggredito anche lui, pallone recuperato da Matteus che allarga sulla sinistra non trovando Dudu. Matteus e Ciavarria per Calderolli, pallone pigro intercettato da Tiaghigno. Tiaghigno, Michelangelo con il destro sbatte su Matteus. e 44 al termine, partita in bilico. Dudu in area di rigore per Tiaghigno, a terra, protesta la Fortitudo. Il fischio, il direttore di gara, ammonito per simulazione Tiaghigno. Tanti gialli per la Fortitudo. Rivediamo, si è lasciato andare un po' troppo facilmente il numero 10. E allora possesso Feldi. Matteus e Ciavarria, Calderolli, Caponigro lotta con Matteus, interviene il direttore che dice calma, rimessa Fortitudo. Matteus all'indietro, Dudu, Tiaghigno, Dudu, Michelangelo con qualità la Fortitudo per uscire dalla pressione della Feldi. Tiaghigno mette in difficoltà Michelangelo, ancora Tiaghigno, un po' di confusione, poi la conclusione di Ciavarria, fuori di poco il destro del numero 15. Rivediamo, palla fuori di poco. Michelangelo, duello con Felipigno, la conclusione di Michelangelo che ha cercato il gol capolavoro, poi è rimasto a terra dolorante.
arriva Felipigno ad aiutare il 14 della Fortitudo. Gioco fermo dunque a 246 dallo scadere, 246 secondi, tutti da vivere, 1-1 il punteggio, un gol per tempo, vantaggio Fortitudo con Matteus nel primo tempo, pareggio nella ripresa con l'uomo in più da parte di Echavarria. Completiamo questo riepilogo con la situazione dei falli, 2 commessi dalla Fortitudo, a quota 4 la Feldi, si è rialzato Michelangelo che però si accomoda momentaneamente in panchina, al suo posto Lusnig che va in avanti, Dalcin con le mani per Felipigno, la porta il 22, Echavarria, Calderolli, Suolata, Felipigno aggredito da Dudu, Felipigno in avanti, Caponigro, Dalcin avanza, la porta, Dalcin supera il centrocampo, Dalcin, tocco per Echavarria, aggredito da Tiaghigno, Echavarria, Tiaghigno in fallo laterale, 3:32 alla fine. Felipigno si fa vedere Dalcin, servito adesso il capitano, imbucata a cercare lo stesso Felipigno, controlla la situazione l'altro portiere, l'altro capitano, vale a dire Francesco Moliterno, che adesso rimetterà in gioco il pallone con le mani. Moliterno lungo, malinteso con Dudu, e allora palla per Dalcin. 198 secondi alla fine, Calderolli, Felipigno, avanza il 22, malinteso Caponigro e Echavarria, si spiegano i due giocatori di Antonelli, il possesso sarà della Fortitudo, rimessa laterale che verrà battuta da Tiaghigno. Matteus, Dudu, pressato, pallone recuperato da Echavarria, il 15 ricomincia da Caponigro che va da Calderolli, adesso Echavarria sulla sinistra a puntare, Tiaghigno 1 contro 1, Echavarria va sul mancino, super gol di Echavarria, la ribalta la Feldi, 2-1 a 2:49 dalla fine, ha fatto tutto da solo e ha fatto tutto alla grande, capovolto il punteggio, e allora la Fortitudo prepara il portiere di movimento mentre noi riapprezziamo la super giocata di Echavarria, doppietta e 2-1 per le Volpi. Power play immediato, Dudu dentro, fuori Moliterno. Deve rischiare il tutto per tutto la Fortitudo, sotto nel punteggio per la prima volta nel match. Matteus, Tiaghigno, Matteus ha ammutolito il Palalavinium. Dudu in avanti, chiude Selusio. 152 secondi da giocare. Michelangelo sulla destra, Tiaghigno per Matteus, di nuovo Michelangelo. Matteus nel cerchio di centrocampo, Tiaghigno, Matteus, Michelangelo, Matteus, Michelangelo in avanti per Dudu che ricomincia da dietro, si va da Matteus, si torna da Michelangelo, Matteus, 2 minuti al termine, Tiaghigno. Cambiano le posizioni dei giocatori del Pomezia che insiste, va a sinistra da Dudu, a destra per Michelangelo, prepara il destro Michelangelo, mette in mezzo Dudu sul secondo palo, deve solo spingere in rete, paga subito il portiere di movimento dei padroni di casa, 2-2, e torna a respirare il Palalavinium. Il
grandissimo lavoro di Michelangelo che ha messo in mezzo Dudu da 2 passi, non può fallire, parità ristabilita e time out Feldi Eboli. ...109 secondi di passione al Palalavinium, tutto in bilico, 2-2 il punteggio, con la Fortitudo che ha sfruttato alla grande il portiere di movimento per riacciuffare la Feldi, che era andata avanti con la doppietta di Echavarria, che aveva ribaltato il vantaggio iniziale di Matteus. Adesso prova Dalcin, pallone fuori sul fondo, 100 secondi alla fine. Moliterno con le mani, pronto il 22 che andrà a lungo a cercare Dudu, a trovare la testa di Felipigno, poi la conclusione di Matteus. 94 secondi alla fine. Dalcin con le mani, lancio lungo per Matteus, sponda di testa, conclusione e parata di Moliterno sul tentativo di Selusio. Rivediamo l'assist di Matteus e poi la conclusione di Selusio, respinta da Moliterno, che adesso parla con Dudu, si spiegano i due, qualche malinteso su qualche rilancio, adesso si chiariscono. Crampi per Tiaghigno, che ha speso tantissimo, non solo lui, si rialza il 10 che chiede l'intervento dello Spazzolone, prontamente in campo lo Spazzolone per asciugare il rettangolo di gioco. 89 secondi alla fine, possesso Feldi, calcio d'angolo per la squadra ospite che l'aveva ribaltata ma poi è stata ripresa, pallone verso Felipigno, Dalcin, testa di Matteus in tribuna, 81 secondi alla fine, rimessa Volpi, Dalcin, Echavarria aggredito da Dudu, Echavarria la porta, Echavarria sempre Dudu su di lui e allora rimessa laterale Fortitudo. Ottimo lavoro del 30 che qui si prende i complimenti anche di Lusnig. 66 secondi, siamo vicinissimi all'ultimo minuto di questa sfida ancora apertissima, in bilico. Tiaghigno, Matteus Tiaghigno all'indietro, Moliterno, lancio lungo a cercare Lusnig, la spizzata, pallone sul fondo, si dispera il 23, è già ripartita la Feldi con Calderolli, sterzata, Calderolli, pallone per Matteus, in mezzo, ancora Echavarria, si porta a casa il pallone, tripletta e 3-2, Feldi Eboli. Che azione di squadra da parte della formazione di Antonelli e poi la firma di Echavarria per il nuovo vantaggio delle Volpi a 52 secondi dalla sirena. E allora di nuovo portiere di movimento, di nuovo Dudu come power play, fuori Moliterno, Matteus, Tiaghigno, Matteus, 40 secondi, Michelangelo, Matteus, Michelangelo, Matteus a destra, Tiaghigno, Matteus nel cerchio di centrocampo, Michelangelo, Dudu, Michelangelo,
Matteus, di nuovo il 14, riceve, vediamo se inventa qualcosa, va da Dudu, si torna da Michelangelo, le finte, Michelangelo, 15 secondi, Michelangelo, Tiaghigno, Matteus, Tiaghigno, 10 secondi alla fine, Dudu, Tiaghigno deve fare in fretta la Fortitudo, Matteus sbatte su Calderolli, rimessa laterale, 4 secondi alla fine. Tiaghigno, si fa vedere Michelangelo che riceve, allarga su Dudu, Dudu prepara il destro, la prova, vola dal Cin sulla sirena, finisce qui al Pala Lavinium, vince la Feldi Eboli che supera 3-2 la Fortitudo Pomezia grazie alla tripletta di Echavarria. La squadra di Antonelli sale così a quota 48 in classifica, si riprende il secondo posto e si porta a -3 dalla capolista Meta Catania. Grande delusione invece per la Fortitudo Pomezia. A lungo avanti in questo match la squadra di Stefano Esposito alla fine si è dovuta arrendere alla forza della Feldi Eboli. Si salutano intanto i giocatori in mezzo al campo, ne approfittiamo anche noi per salutarvi augurandovi buona serata. Un abbraccio e a presto da Antonio Iozzo.